ore? Perfetto, sono quasi le 9, siamo in super ritardo e partiamo per questa Miami Tanto. Oggi avremo 333 km da fare e praticamente si va in guerra. Siamo dai fratelli Scavezzon, abbiamo preso la credenziale e avremo questo anello di 333 km. Non dico niente, partiamo perché siamo in super ritardo, sono le 9 del mattino. Ed è ufficialmente partita questa Miami Tanto, 333 km di anello, gravel, in mezzo al fango. Questa sarà una guerra e parte così. Oggi avremo tanto gravel, tanti argini, tanto sterrato. Ed è subito gaso, sono gasatissimo oggi. Questo disagio mi sta pompando a manetta. Ed è subito fango. Cominciamo a imbrattare già la iena così. Mamma mia. Tanto per dare due spiegazioni veloci. La Miami Social Ride è un anello che sta per appunto Mirano, Asolo, Mirano, e organizzata dai fratelli Scavezzon che avete visto prima. Ci sono 4 tracciati disponibili, uno da 40, uno da 80, uno da 160 e la Miami Tanto, la nostra, che stiamo percorrendo da 333 km che cercheremo di concludere in giornata. Arriveremo sicuramente di notte, ma siamo pronti, abbiamo tutto, nonostante la pioggia, siamo carichi come delle molle. Eravamo incerti fino all'ultimo perché ha piovuto veramente tanto, è una settimana che fa solo altro che piovere e quindi la situazione qua dei sentieri è un disastro, i chilometri sono troppi, però abbiamo detto che bisogna viverla lo stesso questa Miami. Noi ci proviamo, sarà una battaglia personale. Ed è subito così, adventure. Che stradina! È un gaso totale qua. Con questi gravel M da 45 mm non abbiamo paura di niente. Continua a piovere. La vedo bella croccante oggi. Bella croccante proprio. Arginello. Andiamo sull'arginello. Bello scorrevole anche. Tanta roba. Eccoci. Guardate che trattina incredibile. Continua a piovere incessantemente. Noi andiamo. Eccoci. Sto facendo fatica a fare anche riprese perché piove. Siamo col buon Luca. Ricordi di Veneto Gravel. Grande Luca. È puro disagio. Si corre sul disagio. Questa sarà l'avventura. Piove. Mannazza, qua bisogna far vedere ai ragazzi cosa stiamo passando. Qua in mezzo, questa è la situa.
questa è la situa. Ok. Abbiamo avuto anche una caduta. Carla ha fatto una bella mina. Vado. E qui la situazione non cambia, ovviamente bisogna stare un attimo all'occhio che si cade qua, si fa cammini completamente infangati e bagnati. E qui guardata di brutto, mamma mia. Sinistra, attenzione perché qua non si scherza più. Mamma mia, oh! Sì, la situazione è così. Mi piace il disagio. Qua siamo a rischio caduta in fosso. Siamo usciti. Oggi sarà molto impegnativa, sto pensando a tutto il percorso, ai 300 e passa chilometri, e non lo so, sale qualche perplessità. Si rientra. Oggi il menù è questo, fango. Questo è il menù di oggi, fango, basta. Poi un paio si guarda. Vediamo se riusciamo a non impiantarci. Ok, siamo a quota 50 km, abbiamo fatto gruppetto, adesso siamo su una trattina asfaltata e è nuvoloso, però almeno ha smesso di piovere, almeno quello. Occhio. Abbiamo anche mangiato una barrettina. Oggi sarà veramente importante mangiare con le giuste tempistiche per non avere cali, perché sarà da faticare parecchio. Carla, com'è dopo la caduta? Leggero me la gonfio, un po' ginocchio. Vabbè. Ponticello liscio, e la Carla ha lisciato.
frattempo procediamo in direzione Montebelluna, poi da lì procederemo in direzione Vicenza, toccheremo anche il lago di Fimon e a proposito c'ho anche qualche perplessità a riguardo perché ho paura che tutta quella zona lì sia inagibile, però vabbè, vedremo. E niente, la bici fa un sacco di rumori, so che dire. È molto importante mantenere una media non troppo alta, soprattutto nei tratti qui di strada, perché il rischio di bruciarsi è molto alto, specialmente quando si hanno tratte così lunghe. E per ora stiamo gestendo bene tutto, vedo che ci sono tante persone che vanno via belle spedite e sarà interessante vedere dopo i 200-250 km come effettivamente sarà la situazione. Fatto anche un po' di salita, si tiene 2,5 km. Speriamo che sia pulito qua il terreno, sia così asfaltato, che altrimenti, ecco, come non detto, e qui diventa agra la situazione, se è così. Poi sti sassoni qua sono veramente pericolosi perché sono scivolosissimi, quindi bisogna andare via molto cauti, molto cauti. Siamo ad Asolo, break, abbiamo riempito le borracce della fontana, abbiamo macinato 80 km, adesso paninetto veloce e poi proviamo a macinarne altri 100, così ci portiamo avanti un pochino, perché è molto lunga. Si riparte con l'orchestra. Attenzione perché qui è pericolosissimo, senti i freni come suonano. Un po' di discesa, abbandoniamo Asolo e procediamo. Ok, situazione che non cambia, abbiamo già fatto la prima salita, adesso siamo sulla seconda. La traccia di oggi comunque ha anche 1100 metri di dislivello, quindi bisogna fare anche quelli. Tra l'altro non mi entra più l'ultimo rapporto e quindi sono senza. Tutto foliage. E si entra in Via Molino. Vediamo cosa ci riserva Via Molino. Di qua, taglione a campi, questo ci riserva Via Molino, un bel campetto. Borghettino,
terrazzino, in realtà questo è abbastanza scorrevole, neanche asciutto, quindi se fosse così da baciarsi le mani. Ecco, queste tratte sono le peggiori, tutti i sassi nascosti sotto al foliage poi, e niente, bisogna andare cauti perché sono super scivolosi. È difficile fare anche riprese, siamo sempre su trattine dove non riesco a staccare bene le mani dal manubrio. Comunque siamo a Borso del Grappa, eccoci. Eccoci a Bassano, la bella Bassano. Siamo a quota 102 km, 100 fatti, un terzo, quasi un terzo, dai, scarso. Vecchio fa passare qui la mia ami tanto. Ponticello, passaggio a mano e noi passiamo a mano così. Ho fatto la fottina di rito sul Ponte Vecchio e non c'è tempo, si riparte subito. Nel frattempo non manca anche la pioggia. Sta piovendo leggermente, ho levato l'antipioggia perché avevo un caldo infernale, pazienza. Eccoli qua i veri amici, rifornimenti. Allora, i regali, questo li ha promessi. Ah, è vero, Questi erano i calzini. che oggi cadono a pennello, cavolo. I calzini promessi. Grande, Questi qua, quelli che fanno la Vediamo. settimana prossima. grande. Questi sono per lei, questi sono per te. E tag in descrizione. Sono eccezionali. Grazie Stack. Mitico! Siamo dovuti volare via perché oggi è da cardiopalma, ogni minuto qua è prezioso. Grazie veramente, c'è dato un po' di acqua, ha curato la ferita di Carla e adesso partiamo. Sarebbe bello macinare altri 100 km adesso, siamo a 110. Passo avanti tutta. Abbiamo trovato questo panificio
ottima pizzetta, acqua. Comunque si fa sentire tantissimo oggi, cioè tutto sto sterrato, sto fango mi ha detonato le gambe. Subito un bel single track, ma non diventa neanche più il termine appropriato. Stiamo facendo due calcoli così, teoricamente se riusciamo a concludere sto giro dovremmo finirlo per le 3 di notte. Oh, arginello, dov'è lo scorrevole? Questo sì che ci piace. Ambientazione incredibile. Eccoci, siamo a Vicenza centro. Panorama dal santuario del Monte Berico. Siamo mangiati un Mars, siamo goduti 2 secondi il panorama e si riparte, che la strada è ancora lunga. Siamo sulla dorsale dei Berici, ho installato la frontale sul casco e siamo pronti per la notte. Siamo in prossimità al lago di Fimon, siamo praticamente qui, siamo a 175 km, non so nemmeno che ore sono, siamo a 8 ore spaccate di bici, di gravel, 8 ore, abbiamo appena superato la metà. Ecco il buio, la situazione diventa ancora più pericolosa perché si vede e non si vede. Abbiamo acceso la frontalina che deve durarci per un bel po' d'ore e quindi è tenuta a un'intensità moderata. Mamma mia. Ok, adesso siamo su questo bel arginello che ci porterà a destinazione Colli Ugani. Purtroppo non so come verranno fuori i video, però ci proviamo. Siamo quasi a 200 km. Siamo nella ciclabile del Saluto. È un bel arginello. Purtroppo non si vede niente. Dovrebbe essere il castello di San Martino questo. Verremo volentieri anche noi a sederci lì davanti a una bella birretta, un bel piattino. Invece no, avanti a mangiare chilometri. Approfitto per questo cenno di luci qua, di lampioni, per fare un video
Siamo a Selvazzano dentro, finalmente finito l'arginello. Sto cercando di risparmiare il più possibile la batteria della frontale e qui c'è già un po' di fame. Comunque stiamo procedendo bene, siamo a 215 km e devo dire che abbiamo gestito molto bene il cibo finora, abbiamo mangiato sempre molto spesso e questo devo dire che fa la differenza, Adesso sarebbe bello arrivare a 250 km almeno e poi fermarci a mangiare qualcosina. Adesso comunque vediamo anche cosa troviamo. Abbiamo trovato questo chioschetto e ricarichiamo un po' le batterie. Quanto manca? 96 km. Dai. Speriamo. Ci volevano proprio. Ok, ripartiti. Abbiamo mangiato questi due bei paninetti, ci hanno offerto anche delle castagne. Siamo rifucilati per bene, adesso si parte. Possiamo andare qua a Petrarca. 240 km sul Garmin. Siamo a Casal Serugo, 270 km. Adesso la stanchezza comincia un po' a farsi sentire onestamente e anche un po' l'aspetto psicologico perché comincia a pesare tutto. 300 chilometri, è l'1:32 e siamo a 300 chilometri, incredibile. 30 chilometri e siamo alla destinazione. Sembra anche vero, 30 chilometri ci dividono da questa dal concludere questa mi ami tanto, non vedo l'ora di bere la mia Forst anche alle 3. Siamo a un chilometro, sono contentissimo, non avrei mai immaginato di riuscire a percorrere una distanza simile e soprattutto con le condizioni che abbiamo trovato oggi, che erano disastrose. Mi dispiace per l'ultima parte, sicuramente il video sarà quello che sarà perché con il buio era quasi impossibile riprendere, però eccoci, siamo arrivati. Fantastico. Purtroppo è tutto chiuso per la foto, però ce la facciamo lo stesso. Finale glorioso, eccolo qua. Alle 3 di notte. Esatto. Che sarebbero le 4. Cambio orario anche questa sera, per fortuna. Che dire, comunque ci siamo divertiti molto, è stata una giornata abbastanza impegnativa perché il fango, le condizioni del terreno hanno reso molto faticoso il tutto. Questa è stata per noi la nostra uscita più lunga
di 330 km fatta in 15 ore. 15 ore. E devo dire insomma che siamo contenti perché abbiamo portato a casa un grande traguardo risultato. per noi e Siamo abbastanza demoliti. sì. Adesso finiamo la forest e Doccia. ci dirigiamo a letto dopo la doccia. Noi vi ringraziamo, intanto continuo a mangiare queste crick crock scadute e ci vediamo al prossimo video.